Poi, una volta era un amico, conoscevo, no? Un amico di quelli che sanno tutto, che poi mi fa una rabbia, quelli che sa tutto. Quegli amici che ho comprato il stereo, anche a me. Il mio 700 watt, il mio di 300, poi sa, 300. Mica comprare la macchina, anche me. Ma mica comprare un 1600, mi un 2005, sempre di più. Allora te lo vuoi fregare e mica un can che parla. So za, come te sa? Mi ha contato il mio can. Proprio robe incredibili. Sti amici che ti fanno una rabbia. Sì, ti fa rabbia veramente questi amici qua. Invece ce n'era uno che diceva: io sono capace di distinguere la nazionalità di un individuo pur vedendolo nudo. Non è possibile. Qualsiasi razza, qualsiasi colore, qualsiasi razza e colore. Ho organizzato una scommessa, lo che abbiamo portato là, c'ho 10 uomini nudi di varie razze e colori. Sto matto comincia del primo, era un negro, lo guarda e fa: questo è un negro dell'Uganda. Bene, bravo, bis, con tanti milioni di negri, c'ho proprio dell'Uganda che ha riconosciuto. Bravissimo. E il secondo era un rosso. Questo è un pelle rossa della quasi estinta tribù dei Comanches. Bene, bravo, bis, ho riconosciuto tante tribù. Il terzo è un giallo, questo è un cinese di Formosa. Madonna, ragazzi. Addirittura politicamente, cioè, uguali, niente, di Formosa. Il quarto, difficile, era negro, però che aveva una caratteristica, che aveva il bim bim bianco, insomma, una caratteristica un po' strana, se vedete quest'uomo tutto nero, con sto bimbino bianco, quello rimane un poco così, lo guarda e dice: questo è un tripolino albino del nord. Sto matto invece che fa: no signor, è che sbagliato, mi sono spazzacaminte vicese e viaggio di nozze. E che era una cazzata, capisci? L'amico è stato per dire poi non so,